Ciao a tutti cari amici, oggi prepariamo insieme un'altra ricetta tipica della tradizione sarda, la triccia di agnello, o come la chiamiamo noi, sagorda de anzone. Talvolta può essere anche di capretto, molto prelibata. La possiamo trovare, la troverete tutti anche nelle macellerie già pronta, oppure chi vuole osare di più e vuole divertirsi a fare l'intreccio de sagorda si può procurare gli intestini, tutto quello che ci occorre, ed è bello vederla formare dalle nostre mani. Io spesso la faccio, ma questa volta l'ho comprata direttamente dal macellaio. La farò bollire un po', circa 7-8 minuti nell'acqua bollente salata, poi la toglierò fuori, la farò sfreddare completamente e andrò a preparare veramente la ricetta. Ho deciso di prepararla con i piselli, ma è tanto buona anche con le patate, oppure semplicemente messa ad arrostire chi avesse la fortuna di avere il caminetto, quindi nella brace praticamente. Allora eccola qui, io ce l'ho pronta. La prendo per farvela vedere, veramente bella, ben pulita, e quindi adesso andremo insieme a vedere tutto il procedimento per preparare sagorda di anzone. Come vedete l'acqua sta bollendo, ho messo un po' di sale grosso, un pugnetto. Adesso vado a mettere la triccia sagorda, che deve essere completamente coperta d'acqua. Chiudo, metto il coperchio, aspetto di nuovo l'ebollizione. La lascerò bollire così 7, 8, 10 minuti, dipende dalla grandezza della triccia. Prendo la triccia, sapriolidura è già fatta, si chiama priulidura, e la metto qui in modo che, vedete, scoli bene tutto e la lascio sfreddare completamente prima di continuare la ricetta. Aggiungiamo cipolla grossolana, a pezzi grandi, e lasciamo continuare a cuocere a fuoco lento. Ricordatevi che i piselli non devono cuocere a fuoco molto vivo, ma bensì a fuoco lento. Quando è a metà cottura lo spegneremo, perché dobbiamo far finire la cottura insieme alla triccia. Aggiungerò il sale e, se necessario, un po' di acqua tiepida dai bordi. Chiudiamo, deve cuocere sempre col coperchio. Ho preso una padella larga, come vedete meglio, e metto un po' di olio extravergine di oliva. Metto subito a soffriggere la treccia già bella fredda. E aggiungo un po' di vino bianco, lascio evaporare. A questo punto aggiungo un trito di cipolla, prezzemolo e aglio intero, che poi toglierò. A piacere anche peperoncino. Aspettiamo. Tolgo l'aglio, perché c'è gente che non lo sopporta, e a questo punto aggiungo la polpa di pomodoro, circa 500 grammi. Mettiamo il sale e lasciamo andare col coperchio, semicoperchio. Quando pensiamo che la treccia sia quasi
Per arrivare a fine cottura noi mettiamo i piselli che abbiamo preparato da prima. Li mandiamo tutti dentro e facciamo amalgamare tutti i sapori. Finiamo la cottura assieme ai piselli, praticamente viene la treccia in umido così con i piselli. Una vera bontà, eh? Finiamo la cottura.